Sono sempre Vignoli in compagnia di Roberta che ci fa vedere il processo di lavorazione dell'agresto di mele, quindi questo processo che una volta era fatto con tanta manualità, ma adesso insomma la tecnologia anche in questo caso è venuta in vostro soccorso. Sì. Abbiamo visto tutta la parte diciamo della triturazione della mela, poi il succo e adesso qua ci sono le caldaie, Roberta. Finalmente siamo arrivati, diciamo, nella zona più importante, perché è qui che avviene, diciamo, il primo miracolo. Cosa facciamo? Il succo, una volta ottenuto dalla macchina che gratta le mele, viene inserito all'interno di queste caldaie. Come dicevo prima, viene cotto per 2 giorni. La prima importante diciamo, operazione che noi facciamo in questo succo è la schiumatura. Che cosa vuol dire? Nient'altro che una ramina e io vado a proprio a togliere quella che è la parte solida, diciamo, che è rimasta dopo la grattatura della mela. Questa parte ovviamente viene buttata via e viene utilizzata come concime anche questo. Se noi guardiamo queste 2 caldaie che sono già da un giorno in bollitura, il colore del succo è già completamente diverso. Voi dovete pensare che domani, quando loro saranno cotti, avranno proprio il colore del caramello, quindi proprio un mosto cotto scuro. Attenzione, una cosa molto importante, colore del caramello ma non caramellizzato. Quindi, allora, quanto tempo deve cuocere, dico così, Circa per far evaporare tutto quanto? Circa 2 giorni, ininterrottamente, mai Sempre. fermato, sì, Quindi, giorno e notte. alla fine su 10 litri quanti ne restano? 2. 2 litri, quindi Circa proprio c'è una grande concentrazione. Assolutamente, circa 2 litri. Poi cambia molto anche dalla tipologia della mela, cioè da quanti gradi zuccherini, che adesso entriamo in un mondo un po' particolare, faceva la mela una volta raccolta. Ovviamente più la mela è matura, più gradi zuccherini avrà, meno io dovrò cuocere il mosto. Un po' meno, certo, Bravissimo. un po' meno. Al contrario, ovviamente se raccoglie delle mele purtroppo non troppo mature, ovviamente io dovrò cuocerla sicuramente di più. Ma quanti giorni sono in azione queste caldaie qua? Circa una ventina di giorni. Cioè per 20 giorni voi processate tutte le mele. Sì. Dopodiché, una volta terminata, conclusa la fase di cottura, cosa succede? Ok, abbiamo ottenuto, diciamo, un primo ingrediente dell'agronettere balsamico di mele che è il mosto cotto, ma è la parte dolce. Mi manca la parte acida. E come lo ottengo? Vi ricordate che prima vi ho detto che della mela non si butta via niente? Ok, dalla buccia, quindi dagli scarti della mela che noi abbiamo già torchiato e lasciandoli fuori all'aria, quindi la mela rifermenta, io attraverso un torchio, sempre meccanizzato, vado a rispremerla. Quel succo non è più zuccherino, ma è già leggermente fermentato e ho la parte acida. Quindi ho già ottenuto i 2 prodotti che servono a me per produrre quello che è l'agronettere balsamico. Parte Noi dolce. li vediamo i torchi là? Assolutamente sì. Ecco qua c'è la fase della torchiatura, no? Sì. Quindi sono torchi che venivano usati anche normalmente in enologia, in questo caso si spreme tutto il succo ancora buono che c'è della mela. Assolutamente, all'interno vengono inseriti dei sacchi, ovviamente non più di juta, ma di un materiale apposto. All'interno vengono rovesciate quelle che sono le bucce della mela che abbiamo visto prima grattugiate. Il torchio viene fissato a un parametro di spremitura. Lui in maniera autonoma spreme la mela, diciamo, grattugiata fino a renderla proprio completamente secca. E da qui questo ovviamente la prima volta viene ricotto perché comunque c'è ancora una parte zuccherina. Le altre 2 volte che viene spremuto viene utilizzato per fare l'aceto forte, quindi la parte acida del nostro prodotto. Questa è una parte importante, poi si va in acetaia, vediamo che cosa succede, finalmente. che insomma lì intanto andiamo in un posto un po' più protetto. Assolutamente, Andiamo. benissimo.
Eccola qua, l'acetaia, si respira balsamico, si respira, Sì. si sente il profumo. Qua ci sono intanto delle botti vecchissime Sì. che hanno una storia, Roberta. Qua c'è tuo papà che vedo che con orgoglio le guarda. Perché? Perché sono del suo nonno. Praticamente queste botti hanno più di 100 anni. Infatti, se vedete, hanno anche dei manici lateralmente, perché una volta si passava di famiglia in famiglia o a mano, direttamente caricate a mano, oppure su dei carretti particolari per portare in giro quello che era il loro prodotto. Che poteva essere il vino, come il mosto di Assolutamente aceto. sì, tutto quello che diciamo loro producevano, che si facevano in casa, La ovviamente. stessa botte è stata fatta a mano dal nonno, Sì, no? di tuo papà. E proprio quindi, insomma, così, perché parliamo di l'aceto balsamico in generale, come tu sai, è un prodotto comunque come la dote. Si passa e si tramanda di generazione in generazione, quindi il nonno del mio papà al mio papà, il papà al mio papà, a noi, a mia figlia e le generazioni future. L'aceto ha un inizio ma non ha mai una fine. non ha mai una fine. No. Allora, cosa succede con tutto quel bel mosto che abbiamo visto cuocere, quindi dopo viene raffreddato? Certo. Qual è il processo produttivo per poi arrivare all'imbottigliamento? Ok, dopo aver diciamo prodotto quelli che sono i due ingredienti, chiamiamoli così, importanti e fondamentali per il nostro aceto balsamico, quindi la parte dolce formata dal mosto cotto e la parte acida dall'aceto forte, questi due prodotti vengono miscelati insieme. Mi chiedono sempre, ma in che quantità? Perché giustamente uno dice, ok, vai ad occhio, cosa fai? In realtà dipende molto da come vuoi condurre tu l'acetaia. Ok, se vuoi un prodotto in futuro più dolce, ovviamente aggiungerai più mosto cotto, se vuoi un prodotto più acido aggiungi più aceto forte. Attenzione, perché ovviamente l'agronettere balsamico, in generale gli aceti balsamici, sono un po' subdoli i primi anni perché tendono a fermentare se metti troppo mosto cotto. Quindi devi trovare quella che è la Giusto giusta equilibrio. misura. Bravissimo. E anche noi, quando abbiamo iniziato, è vero che il mio babbo aveva delle buonissime basi, ma anche noi ci siamo dovuti affidare a comunque persone più esperte e fare le nostre prove. Una volta che trovi la tua via, dopo la prosegui E sosta in queste barrique quanto tempo? Dipende un po' dall'invecchiamento. Perfetto, però questo calcolate che è proprio l'inizio della produzione dell'agronettere balsamico di mele. Qua è come se fosse un bambino piccolo. Qui se noi andiamo a assaggiare la miscela all'interno di queste barrique, è proprio una miscela, senti al gusto proprio i due sapori, la parte dolce e la parte acida, molto distaccati. Non si sono ancora amalgamati? No, loro devono maturare. Serve tempo. Ho tanto tempo. Sì. Bene, allora diamo un'occhiata a questa acetaia e poi dopo andiamo dove c'è l'invecchiamento Nel vero e proprio. cuore. Nel cuore. Ecco qua l'acetaia, un'acetaia, quante botti ci sono? Allora, Complessivamente, Roberta? circa intorno ai 300, fra la parte diciamo di miscelazione, quindi dove abbiamo le barrique e diciamo la zona del cuore dell'acetaia, quindi di vera e propria produzione. Insomma, ci sono tante batterie, naturalmente dalla più grande alla più piccolina, poi Certo. i travasi vengono fatti come l'aceto balsamico Esattamente di Modena, allo stesso modo. Si preleva dalla piccolina, Sì. si mette in quella più grandina, insomma l'abbiamo detto più volte nel Certo. corso delle nostre trasmissioni, quindi il processo è il medesimo. Sì. E il mosto cotto va sempre messo nella botte più grande e poi con gli anni ci fanno i travasi. Mosto cotto insieme all'aceto forte. Insieme all'aceto forte, certo. certamente. Allora, qui insomma alla fine ne escono tante bottiglie, ne escono. Quante stagionature vengono fatte? Allora, noi abbiamo un unico prodotto che è invecchiamento, meglio dire. Benissimo, abbiamo l'agronettere balsamico di mele, invecchiato diciamo in 3 annate. Abbiamo quello per i condimenti delle insalate, quindi da utilizzare tutti i giorni, che ha un invecchiamento minimo di 8 anni, che ovviamente in questo prodotto si sente sicuramente, spicca quella che è l'acidità, perché comunque è un prodotto giovane, anche se ha solo 8 anni. Ok, e si preleva nel barile da 20 litri, ok? Dopodiché abbiamo il secondo invecchiamento, che è la bottiglia del pregiato, che ha già 12 anni di invecchiamento minimo per l'utilizzo diciamo sulle scaloppine, sul parmigiano, quindi con una densità sicuramente maggiore.
dove fai proprio più fatica a riconoscere quella che è la parte dolce da quella acida, devi essere molto bravo. È già ben amalgamata. Proprio così. Dopodiché abbiamo il nostro top di gamma, possiamo chiamarlo così, che si preleva dalla botte più piccola, quindi dai 10 litri, che è la Tentazione Divina. Perché Tentazione Divina? Perché ha già oltre 18 anni di invecchiamento e poi sai, facendolo e producendolo con la mela, Tentazione Divina ti riporta un po' quello che era il paradiso, Adamo ed Eva, la mela, insomma lì ci ho messo un po' del mio. C'è questo richiamo. Perfetto. Insomma. Allora, a proposito di tentazioni, io farei un primo assaggio qua, però Sì? poi potremmo anche terminare con qualche prodotto del territorio, Certo. e magari insomma qualche goccia sul parmigiano. Molto bene. Piuttosto che, Molto bene. Intanto un assaggio lo facciamo Perfetto. qua. Questa è la Tentazione Divina, quindi qua Facciamo questo, quello super invecchiato, proprio così. questo agresto di mele di Vignola. Sì. È veramente delizioso. Mi fa molto piacere, noi ce la mettiamo tutta. Vediamo sul cibo com'è dopo. Benissimo. Siamo in tutt'altro ambiente, c'è il camino che fa calore in tutti i sensi, fa anche compagnia e ci riscalda dopo essere state all'aperto. Allora, naturalmente l'aceto, l'agreste di mele sicuramente ha la sua dignità anche sul parmigiano reggiano. Diciamo che è un'ottima abbinata. È un'ottima abbinata. Ovviamente parliamo di un agronettere balsamico di mele che abbia già un invecchiamento notevole, quindi parliamo dai 18 anni in avanti, perché deve aggrapparsi all'alimento, diciamo, che tu vuoi servire con le gocce di agronettere. Perfetto, allora ci resta solamente l'assaggio e nell'assaggio ti ringraziamo che ci hai fatto Grazie a voi. Questo aceto e soprattutto un saluto a tutti i nostri telespettatori. Ciao!